Si tuffa dalla Madonnina sul Garda, momenti di paura per un quindicenne finito sugli scoli. Il giovane, con diverse ferite, è stato portato a riva da due ragazzi a bordo di un SUV e poi è trasferito a Santa Chiara Trento. Cambio di gestione per il rifugio Bindesi. Dopo 7 anni gli ex titolari lasciano il posto a Nuns. Dal 2015 a marzo 22 la gestione era stata affidata a Fabio Bortolotti, Ilaria Valenti e Federico Weber. Pius Scole. In Trentino sono oltre 8.000 gli studenti in attesa di diventare italiani. L'esperta. Provvedimento importante e va a prendere atto di un dato culturale, sociale e demografico. Covid. Sono 550 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Trentino. Una persona è stata ricoverata in rianimazione. Peggiora la situazione pandemica a livello nazionale. Peste suina, massima attenzione anche in Trentino. Presentato il piano di prevenzione. Si punta sulla sorveglianza passiva e a un maggior contenimento del numero di cinghiali per ridurne la densità. I difetti visivi sono tanti: miopia, astigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su glamvision.it.